Bene, siamo a posto? Ci siamo tutti? Buonasera e benvenuti a tutti intanto. Allora, qualcuno tra i presenti ha visto il sottoscritto danzare sulle musiche di Matteo Giorgioni qualche mese fa. E qualche mese fa ho annunciato che quello sarebbe stato il mio ultimo spettacolo di danzatore dopo una brillantissima carriera prima al Teatro alla Scala di Milano e poi in giro per il mondo, e così è stato. Dopodiché la nostra cara amica vulcanica Rosanna ha pensato bene di chiedermi: ma perché non presenti la serata? E siccome io sono un uomo di sfide, ho detto: ok, accetto, non è il mio mestiere, ma lo faccio volentieri. Lo faccio volentieri anche perché non solo è una serata importante, ma poi perché abbiamo degli ospiti veramente straordinari. Inoltre siamo qui perché, credo, noi tutti sogniamo, ma forse la parola più giusta sarebbe dire vogliamo un mondo migliore, un mondo diverso, che non sia più schiavo delle dinamiche allucinanti di questi nostri tempi, che sia un mondo dove ancora i sorrisi, le carezze, l'accoglienza dell'altro siano primarie, siano veramente il desiderio di tutti. E allora, con la forza dell'amore, appunto, che ci incita a creare questo nuovo mondo, io vi annuncio Matteo, la grande coppia, 15 anni di vita insieme, Matteo Giorgioni, musicista, compositore, pianista, Lisa Frassi, cantante, quindi voce, che eseguiranno dei brani musicali per intrattenervi, e poi ovviamente voi tutti conoscete Alessandro Sieni, non ho bisogno di presentare niente, già lo sapete chi è. E cito solo una frase che mi è piaciuta molto di questo filosofo esistenzialista tedesco, Karl Jasper, che dice: solamente coloro che non sanno aspettarsi l'impossibile non lo vedranno mai. Io credo che noi ce lo aspettiamo questo impossibile, credo che veramente sia arrivato il momento storico di aspettarselo, di creare veramente questo nuovo mondo che sostituisca tutto quello che fino adesso c'è stato diciamo così, di brutto, di negativo. Via le menzogne, via tutte, insomma, quelle cose che non hanno mai fatto bene e non fanno bene all'uomo. Volevo anche dire che tra il pubblico, grazie, c'è anche l'amico Davide Carrera, campione di apnea, uomo della terra e del mare. Così del resto anche Matteo, perché entrambi coltivano la terra, ne fanno di ogni, insomma, quindi siamo veramente tra amici. Bene, vi auguro una buona serata e a presto, sentirci.
Il pavone, per diverse civiltà, è un animale sacro in quanto ritengono che sia l'animale dai 100 occhi e che quindi, a differenza di molti noi umani, riesca a vedere la stessa cosa attraverso punti di vista diversi e avere così una visione globale di cause, effetto e spesso magari ciò che ci sta dietro a una piccola punta di una montagna o, se vogliamo dire un qualcosa di più vicino a noi, quello che sta dietro alla narrazione ufficiale. E un'altra cosa particolare dei pavoni che mi ha colpito è che sembra proprio che loro riescano a poter cacciare, uccidere e mangiare serpenti velenosi e quindi riescano all'interno di loro stessi a eliminare il veleno ingerito. E voi sapete bene quanto conta ciò che mangiamo, ciò che respiriamo, ciò che mangiamo attraverso gli occhi, dove viviamo, chi frequentiamo. E in base a questo la capacità di trasformare cose
non troppo positive al di fuori di noi, ma forse un buon consiglio, quello di non scappare e magari neanche affrontandole all'esterno di noi, ma fare come il pavone, metabolizzarle, trasformarle. Ho parlato della piuma di pavoni perché il brano che ho appena eseguito è Piume e ho scelto di mettere sulla copertina dell'album una piuma di pavone rovesciata, perché è anche molto interessante vedere come in un secondo tutto può essere visto al contrario. Purtroppo o per fortuna abbiamo scelto di vivere in un'isola in cui ci sono siti archeologici che sono proprio l'emblema di questo significato forse filosofico, forse esistenziale, ma sicuramente cosmogonico, cioè così in alto, così in basso, perché questi posti sacri, quando ci si entra e ci sono le scale che portano all'acqua dolce, contemporaneamente ci sono degli stessi gradini simmetricamente perfetti che vanno verso l'alto e sono ovviamente ribaltabili. Sono sempre emozionato quando suono ed è molto bello, per quanto sia pericoloso, perché il battito che ho qui dentro a volte va in sincrono con la musica, a volte la sovrasta e l'emozione a volte può portarti fuori. Anche se non è un pianoforte vero, il suono arriva e sia a voi che a me. Mi arrivate voi, ogni volta differenti, e siete una parte attiva di quello che ho suonato, sto suonando e suonerò. Non pensate minimamente di essere solo degli ascoltatori. C'è una differenza enorme tra intrattenimento e nutrimento e con grande umiltà mi auguro che questa esperienza di questa sera, con parole, con esperienze, con percezioni e con musica, possa nutrirvi e fare in modo che ognuno di voi esca di qua con un qualcosa di più, uno strumento in più, qualche chiave in più, per aprire una porta che magari però ci porti in una stanza con altre 4 porte, ma almeno andare a casa con una chiave. Non ho programmato nulla nella sequenza dei brani, ma credo che sia giusto suonare Continuum, un brano che semplicemente omaggia la ciclicità di tutto, della nostra vita, della somiglianza tra un bambino e un anziano, la ciclicità della natura e anche la ciclicità delle epoche, perché sapete bene come a volte cambiano solo i protagonisti, ma bene o male le dinamiche da circa forse 4.000 o anche di più anni sono molto simili. C'è chi parla di un'escalation, ma forse perché noi lo percepiamo così, ma magari c'è sempre stato tutto quello che stiamo vivendo, per quanto sia nuovo magari il modo. E quindi a tutti voi e soprattutto ai bimbi che in questo continuum riescono a rimanere sempre nel centro, e forse per quello che hanno così tanta energia e non si stancano mai, perché vivendo sempre il presente non esiste un prima e un dopo, e arrivano alle 10 con tantissima energia e noi genitori arriviamo sfiniti. A tutti voi, Continuum.
credo che la persona che parlerà dopo queste ultime note sia stato in grado di contribuire alla trasformazione di tanto o tante persone o tanti cammini. Probabilmente anche lui si è trasformato e così noi abbiamo, credo, ognuno di voi ha avuto la possibilità di vivere uno spartiacque, un momento in cui nella propria vita un sì o un no ha cambiato radicalmente tutto, magari non nello stesso istante in cui è avvenuto, ma da quell'istante in poi. E così la farfalla, le farfalle, credo che siano proprio uno degli emblemi massimi di 3 fasi di trasformazione importanti. Il punto di vista terreno, il sentire strisciando, puoi scegliere in qualche maniera di perdere tutto, perdere il tempo, perdere lo spazio, perdere la forma, e probabilmente solo quando si sceglie di perdere tutto si ha la possibilità di morire per poi rinascere e avere la possibilità di volare. Il tempo è fondamentale, perché sempre ci hanno detto che le farfalle vivono solo un giorno, e questa cosa è giusto che ci intenerisca da un lato, ma dall'altro tutto è relativo, perché ai loro occhi noi siamo probabilmente immortali, ma semplicemente abbiamo un ciclo più lungo del loro, e un albero ha un ciclo più lungo del nostro. E probabilmente lo stesso motivo per cui degli umanoidi hanno considerato divinità esseri magari venuti da altrove e che avevano un ciclo di vita molto più lungo di loro, chi lo sa. Ed è bello anche avere dei dubbi, dei misteri, e farsi semplicemente trasportare dalla magia e l'importanza di trasformarsi, forse anche ogni giorno, per rimanere se stessi e schivare, trasformare delle cose e rinunciare a delle altre, tutti i test su di noi per capire quanto siamo forti, quanto siamo fedeli e quanto il fatto che il libero arbitrio rimanga la cosa più preziosa che ognuno di noi ha. A tutti voi e a tutte le farfalle, Way of Butterfly.
buonasera a tutti e vi chiedo scusa perché faccio un po' fatica a vedervi con queste luci, ma sono richieste e quindi vi vedo meglio. Quindi buonasera a tutti. Io sono davvero contento di essere stasera qui, ringrazio Rosanna per l'invito. Sì, davvero. Ringrazio per questa meravigliosa musica perché davvero è stata splendida, perché è il frutto, evidentemente si sente, no? di un'ispirazione. E tutto ciò che è ispirazione oggi, in questo momento nel quale viviamo, è fondamentale. L'umanità è in un momento nel quale ha bisogno di ispirazione, perché l'ispirazione porta poi alla bellezza. Ed è questa la cosa che salverà tutte le questioni, la bellezza. Questa musica è bellezza e tutto ciò che è bellezza in questo momento è la chiave di volta. Sì, sto un po' cominciando a dire delle cose, sto facendo un po'. Ma questa cosa, ecco, io ci tengo a sottolinearla perché credo che sia fondamentale in questo momento. Abbiamo vissuto negli ultimi anni la bruttezza, il brutto. Abbiamo vissuto e visto la negazione della bellezza dell'essere umano, di ciò che è, di ciò che può esprimere, della sua grandezza. Abbiamo visto umiliare ciò che distingue l'essere umano, cioè la sua unicità, perché questa è la cosa che ci distingue, l'unicità. Ognuno di noi è assolutamente unico. E in questa unicità c'è la bellezza. Quindi, avendo negato l'unicità di ciò che ognuno di noi è stata negata la bellezza. Però, ecco, come vedete e come avete sentito, la bellezza e l'unicità non possono essere soppresse in nessun modo. C'è stato chi ha tentato di farlo in questi anni, ma non si può. Quindi abbiamo la certezza, la serenità, la tranquillità di sapere che l'unicità e la bellezza trionferanno alla fine, perché non si possono in nessun modo sopprimere. Come l'anelito allo spirito, a quello che noi definiamo tale, quindi questa dimensione trascendente a cui tutti indistintamente tendiamo, a cui l'essere umano è spinto, non si può sopprimere. Per cui, lo ribadisco, abbiamo fiducia e certezza che alla fine questo, possiamo dire, trionferà rispetto alla bruttura, rispetto all'umiliazione, rispetto agli atti di forza compiuti per negare l'unicità degli esseri umani. È anche vero che tutto questo, tutto quello a cui abbiamo assistito in questi anni, ha avuto un senso, ha avuto un significato. In qualche modo ci ha riportati a considerare, torno a dire, l'unicità e la bellezza di cui siamo portatori, per forza di cose. Quindi tutto quello che è accaduto in questi anni, e non mi riferisco solo agli ultimi 3 anni, che sicuramente sono stati veramente, veramente forti, ma mi riferisco a tutti gli anni che ci hanno preceduto. Io direi per quelli che siamo qui questa sera, magari per quelli che ci ascoltano, io direi sicuramente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi. Intanto potremmo andare anche più indietro, ma fermiamoci in
in questa forbice temporale. Ecco, tutto quello che è accaduto in questi anni, e quindi da lì a oggi, è servito per portarci qui, e cioè dove? A un passo dalla rinascita. Manca tanto così, davvero molto, molto, molto poco. In realtà, a ben guardare, quindi se osserviamo con attenzione e non solo con gli occhi, certamente con gli occhi, con l'udito, con i nostri ragionamenti, i nostri pensieri, ma osserviamo anche e soprattutto con quello che fa di noi ciò che siamo, e cioè con la sensibilità dell'anima di cui siamo portatori. Ecco, se osserviamo bene, in realtà questa rinascita è già in corso. Io ho detto un passo per dire che sarà palese per tutti questa rinascita, sarà evidente, sarà incontrovertibile. Per ora non è così. Voi, chi ci ascolta, moltissime altre persone, e vi assicuro la maggior parte, lo stanno già vedendo. Ma è necessario arrivare a quel punto nel quale non solo sarà visibile questa rinascita, ma questa rinascita realmente produrrà un mondo nuovo, perché si parla tanto di questo e sembra un'idea, un ideale, ma non è così. La prova di ciò siete già voi, e voi che siete qui stasera siete, ripeto, una piccola parte, ma insieme a voi e a noi c'è un'infinità di altre persone fuori da qui che hanno iniziato a sentire questa rinascita. E questa rinascita è stata possibile solo grazie all'oscurità e all'ombra, che in qualche modo ha permesso alla luce di manifestarsi. Vedete, noi abbiamo sempre questa strana idea per cui pensiamo che queste due cose, adesso in termini molto generali, la luce e l'ombra, siano distinte nel seguente modo: una è buona e l'altra è cattiva, una va bene e l'altra no. Ma non è così. E questo è un altro motivo per avere fiducia nel futuro, perché tutto ciò che è stato non è vano, non è inutile. Certo è stato costoso, certo ha richiesto la nostra presenza, a delle scelte difficili, ok? Ma è stato necessario. Non si può, come dire, rendersi conto della luce se non ci fosse un'ombra, e viceversa. Io in questo momento sto proiettando, vedete, un'ombra, eccola lì. Prima cosa, quell'ombra è mia. E quindi questo significa che ognuno di noi ha un'ombra. Ma se la vedo, significa che c'è una luce, eccola qui, molto più forte, che mi permette di vederla. Non potrei vederla se non ci fosse una luce 100 volte superiore a quell'ombra. Questo significa che dove c'è ombra c'è una quantità di luce enormemente maggiore, sempre. Noi l'ombra l'abbiamo vista in questi anni, chiara, evidente, pesante, opprimente, ma grazie al fatto che dietro c'era una luce molto maggiore. Quindi vedete che viaggiano insieme. E soprattutto notate che la luce è maggiore dell'ombra, per quanto poco. Non la potrei vedere altrimenti. Quindi cosa voglio dire con questo discorsone? Perdonatemi perché non vorrei scadere nel melodrammatico. Voglio dire, almeno mi auguro di riuscirci, che non c'è nulla di cui preoccuparsi. E
quando dico questo non intendo dire che allora dobbiamo vivere nel mondo delle favole, non c'è nulla di cui preoccuparsi, per cui ce ne stiamo così persi nel vuoto a aspettare, no. Intendo dire che i giochi sono chiusi, l'umanità ormai sta andando e salendo verso la luce, i segni ci sono tutti. E quali sono i segni? Qual è il segno più importante che ci certifica questo fatto? L'ombra. L'ombra che avete visto, che avete toccato, che avete sperimentato in questi anni, è la prova del fatto che c'è la luce e la luce è più grande. Quindi in questo senso non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo piuttosto occuparci. Di che cosa? Della nostra vita, delle persone che abbiamo vicino, ok? Senza più continuare a fissarci sull'ombra, ma cercando di capire quanta luce c'è, posando lo sguardo sulla luce, non sull'ombra. Perché invece siamo così presi da questa ombra? Allora, il primo motivo ve l'ho detto poco fa, perché noi, ognuno di noi è portatore di ombra, tutti. Togliamoci dalla testa di essere santi, bravi, buoni, gentili e profumati, perché non lo siamo. Solo quando riconosciamo l'ombra possiamo occuparci della luce, altrimenti no. Pensate un po' da dove veniamo noi esseri umani. Faccio una piccola parentesi. Noi veniamo da Adamo ed Eva. O Eva e Adamo, se volete, perché di questi tempi è meglio mettere prima le donne, non si sa mai, no? Eva e Adamo. Ok. Bene. E poi c'è Caino e Abele. O no? E cosa fa Caino? Cosa fa Caino? Uccide Abele. Eccola qui l'ombra. Dove pensate che possiamo andare noi a predicare la luce se non ci rendiamo conto che abbiamo l'omicidio nel sangue? E questa è la nostra storia. Ok? Ma non è finita. E Caino poi cosa fa? Come prosegue la stirpe e il genere umano? Non c'è nessuno. C'è Adamo ed Eva e basta. E quindi come si fa? Eccola l'ombra, di nuovo, l'incesto. Noi ci riempiamo di discorsi filosofici, di pretese di regolare tutto con il politicamente corretto, e siamo assassini e incestuosi, tutti. Perdonatemi se ho fatto questa puntualizzazione, ma l'ho fatta per un motivo, perché dobbiamo cominciare a renderci conto che in questo senso siamo tutti la stessa cosa. Ed è proprio in virtù di ciò, in virtù di questa faccenda, che, e qui sta la nostra grandezza, possiamo scegliere di non essere omicidi e di non essere incestuosi. Questa faccenda dell'incesto, io lo tiro fuori questa sera perché apro una parentesi nella parentesi. Succedono cose nel mondo tragiche.
di cui si dovrà cominciare a parlare quando sarà il momento. Io questa sera non ne parlerò, però vi do un accenno. Succedono cose tragiche nel mondo, con le persone più indifese, che sono i bambini. Io questa sera mi sento di dire questa cosa perché siamo in un momento nel quale bisogna cominciare a dire pubblicamente quello che sta accadendo e che è accaduto finora nel mondo, ma che non accadrà più, perché questo è un punto importante. Quindi chiudo la parentesi, se no poi mi perdo, perché qui le cose sarebbero enormi, ma torno al punto. Questa nostra natura porta in sé l'ombra. Questa è la nostra grandezza, perché solo in questo modo abbiamo la possibilità di scegliere la luce. Altrimenti, se fosse già tutta luce, dove sta la nostra grandezza? Tanto è già tutto luce. Dove sta la grandezza di una scelta verso la luce? Se non riusciamo a riconoscere la nostra ombra. Quindi iniziamo a comprendere questo fatto, iniziamo a comprendere questa cosa, perché se non iniziamo a comprendere questa cosa, parliamo invano. Prendiamo atto di questa realtà e cominciamo a scegliere la luce. Di fatto questo è già successo in questi anni. Non importa se sia stato un processo consapevole o meno, ma è successo. Le persone hanno scelto, come sapete, la luce. Hanno detto no nel momento in cui veniva spinta l'ombra per ledere la vita. Penso che mi capiate quando dico questo. Ok. Altre persone invece no. Ma va bene, tutto serve. Allora, chiudo questa piccola parentesi per tornare a quello che intendevo dire e lo ripeto. Non si può sopprimere nell'essere umano questo aspetto dell'ombra che serve a scegliere la luce, e per fortuna, e non si può sopprimere, come vi dicevo, questa spinta, questo anelito verso l'elevazione alla bellezza. Non si può. Tutti gli sforzi in questo senso sono vani. Immaginate che l'anelito alla bellezza e all'elevazione, che sono ciò che salva il mondo e di cui noi siamo portatori tanto quanto l'ombra, immaginate come qualcosa che esce dal terreno, no? Che viene su. Se io lo voglio nascondere, quindi cerco di spingerlo giù perché non ci sia più, lo spingo giù e viene su di là. Allora vado lì, lo spingo di là e viene su da un'altra parte. E così via. Non se ne esce, non si può. Non si può. Quindi qualunque tentativo di impedire agli esseri umani di salire verso l'alto, riconoscendo la propria ombra e scegliendo la luce, è vano. Ecco perché dobbiamo stare tranquilli. E lo ribadisco, non significa non fare niente. Stare tranquilli significa fare ciò che facciamo tutti i giorni per il bene della nostra vita, facendo delle scelte chiare ed essendo noi coloro che danno le priorità su ciò che serve alla nostra vita. Non dobbiamo più stare qui a occuparci di chi invece, come dire, non ha a cuore questo passaggio, di quelli che ledono i diritti, di quelli che sono contro la luce. Perché? Una volta che abbiamo compreso che esistono, una volta che abbiamo compreso che ci sono dei nostri simili che hanno fatto una scelta di campo e hanno scelto l'ombra, ci sono, e sono più di quanto pensiate.
e più oscuri di quanto possiate immaginare, ma è una scelta. Bene, una volta che ne abbiamo preso atto però, perché dobbiamo prenderne atto, cioè dobbiamo vederla questa cosa, bene, basta. Ci dobbiamo occupare della luce. Il gioco qui è molto sottile. Coloro i quali vorrebbero tenere il mondo sotto la loro una psicotica idea di controllo, okay, agiscono producendo la paura in tutti noi e spingendoci a rimanere lì, a combatterli. Ma se noi usiamo la nostra energia per combattere loro, non abbiamo l'energia per la nostra vita. Noi tutti dobbiamo cominciare a lasciar stare e a occuparci della nostra vita, di ciò che di bello, di buono possiamo fare e di luminoso. Quindi cosa vuol dire nel pratico? Lo dicevo prima, determinare le nostre priorità. Noi, perché noi abbiamo potere, non loro. Quindi dobbiamo cominciare a dire, per la mia vita qual è la priorità? Questa, questa, questa. Bene, si va in quella direzione. Quello che fanno loro non mi interessa, perché io ho potere. Questo vale per tutti, noi abbiamo il potere. Come pensate che questi abbiano potuto e possano in qualche modo ancora continuare a fare ciò che fanno, se non per il fatto che noi diamo loro il potere di farlo? Perché siamo noi a dar loro mandato, gli diamo il permesso di farlo. Perché? Perché poi succede questo, succede quello, altrimenti succederà che così e che cos'ha, e poi come faremo? Come faremo cosa? Chi decide cosa? Dobbiamo cominciare veramente ad aver chiaro questo fatto. Noi decidiamo per la nostra vita, perché questo è un momento nel quale, pensate, l'intero universo, sul piano fisico, quindi non è una metafora filosofica la mia, è una questione fisica, nel caso specifico astrofisica. L'intero universo si sta configurando per spaccare completamente questi vecchi schemi e lo sta facendo inesorabilmente. Questa è la natura, se volete, la legge della natura. Ora, come pensate che si possa sfuggire a una legge della natura? In nessun modo, non si può, molto semplicemente non si può. Chi psicoticamente ha pensato di poter controllare il mondo finora è caduto in un delirio di onnipotenza. Questo è evidente e chiaro per tutti. Ma questo delirio ha fatto sì che questi non si rendano più conto che, ribadisco, le leggi della natura non si possono superare. E se, come è, la natura ha deciso di produrre un cambiamento in una direzione completamente diversa da quella che questi si proponevano, è inutile insistere, non si può. Non si può. Vi faccio un esempio per spiegarmi meglio. Posso continuare a parlare o quanto tempo ho? 6-7 ore. 6-7 ore. Anche il tempo, anche qui dovremmo parlare del tempo, no? Il tempo è uno dei grandi inganni nel quale viviamo. Tutta questa struttura di controllo si basa sulla menzogna del tempo. Le persone devono lavorare 10 ore al giorno, ma 10 ore di quale tempo? L'inganno del tempo lineare, passato, presente, futuro, che non c'è. C'è solo in virtù del fatto che ci muoviamo a una determinata velocità, che è la nostra velocità, cioè quale? Quella inferiore a quella della luce. Ma se la superiamo quella velocità, il tempo come noi lo conosciamo non esiste più. Non c'è passato, presente e futuro, è tutto contemporaneo nello stesso istante, ovunque. Quindi questa questione del tempo, perdonate, torno in qua perché sennò mi perdo, è un inganno ed è l'inganno su cui si fonda
il potere di controllo di questi nostri simili. Torno al punto, ribadisco, siamo in un momento nel quale, dicevo, la natura ha deciso che si va verso la luce. Ecco, questa è l'estrema sintesi. Si può fermare o cambiare o rallentare questo processo? No, è perfettamente inutile, anche solo pensarlo. Vi faccio un esempio, lo faccio sempre quando parlo in pubblico, parlo alle persone, perché credo che sia importante cominciare a renderci conto di che cosa stiamo parlando. Ok? Perché dobbiamo mettere le cose ognuna al loro posto. Pensate che questo cambiamento di cui vi sto parlando sta infiltrando, letteralmente, informando il nostro DNA. Difatti, in questi 3 anni dove hanno cercato di agire? Se non lì. Lo sappiamo tutti ormai, non è che dobbiamo spiegarci su questo punto. Hanno cercato di agire lì per rallentare o, nella loro delirante idea, fermare quello che sta accadendo lì. E chi determina cosa sta accadendo lì dentro? Nel nostro DNA, trasformandoci totalmente rispetto a quello che finora siamo abituati a considerare di noi. Il centro della nostra galassia. Non so se ricordate, credo che fosse l'anno scorso, più o meno l'anno scorso, per qualche settimana è passata una notizia nei media mainstream, la notizia che riportava la scoperta, ormai certificata, quindi questa era la notizia, di un buco nero al centro della nostra galassia, chiamato Sagittarius A. Non so se lo ricordate, io lo ricordo perché questo era un tema a cui mi interessavo e l'ho visto scorrere per un po' di giorni, anche al telegiornale, sui giornali, quindi c'era questa scoperta, no, che diceva abbiamo certificato che esiste questo buco nero al centro della galassia. Beh, questo buco nero al centro della galassia, chiamato anche Sole Nero o Sagittarius A, era già visto e descritto, per esempio, dai Maya, in maniera millimetrica. Bene, però interessante che sia stato detto questo fatto. Perché è stato detto? Perché da lì è partita una informazione che sta cambiando il mondo. Da dove? Dall'interno della struttura della materia. Quindi non attraverso un decreto dello Stato che vale 0, da dentro la struttura della materia. Nella struttura della materia, da alcuni anni, dentro, nella struttura subatomica della materia, sta apparendo antimateria. Non è che prima non c'era, non si vedeva, non c'era, si sta formando. Cosa vuol dire questo? Non lo sappiamo, sappiamo solo che sta succedendo. Ed è una cosa incredibile, perché la materia, le particelle di materia, adesso perdonate faccio un discorso velocissimo e brevissimo, molto sintetico, quasi da bar, perché dobbiamo capirci su 2 cose. Le particelle subatomiche della materia hanno un verso di rotazione orario, diciamo. Così, in realtà le particelle possono avere l'orario e antiorario, in alto, in basso, a destra, a sinistra, perché sono tutte in un costante stato di indeterminazione. Però nella nostra struttura, a questa velocità, le particelle della materia tendono a girare in modo orario. Questo verso di rotazione produce i fenomeni più importanti che riguardano la nostra condizione in questo tempo lineare, cioè i processi di gravità. I fenomeni cosiddetti gravitazionali, anche qui dovremo parlare della gravità, ma ci capiamo, insomma, perché non è proprio quello che si dice. Sappiamo però che se noi lanciamo un oggetto, lasciamo cadere un oggetto, va giù, questa è la forza di gravità. Anche qui dovremo aprire una parentesi. Fermiamoci qui. La materia produce questa faccenda. Le particelle subatomiche di antimateria, invece, l'antimateria, diciamo che per capirci, ruota in senso antiorario.
e quindi produce fenomeni di antigravità. E quindi se la gravità spinge verso il basso, perché non è che tira, spinge giù, l'antigravità spinge su. Ora, cosa vorrà dire questa cosa? Noi non lo sappiamo sul piano dello studio delle particelle, della materia subatomica, ma sappiamo però che il fenomeno su un piano simbolico è chiaro. L'antigravità spinge su. Cosa vuol dire? Vuol dire che dentro la struttura della materia si stanno verificando dei fenomeni che spingono verso l'alto. Si chiama ascensione e non è un fenomeno filosofico in questo caso, romantico, idealistico. New Age, uno dei flagelli peggiori che abbia mai imperversato sull'umanità, la New Age. No, è un fatto che riguarda la fisica nucleare, la fisica della struttura subatomica della materia. È un fatto che sta avvenendo dentro le strutture, anche in questo momento, anche dentro di noi. Bene, questa faccenda, mi capite o no? Sono riuscito a spiegarmi un po'. Questa faccenda è partita da lì, da questo Sole nero, da questo Sagittarius A, al centro della nostra galassia. Immaginate la galassia come una grande spirale. In mezzo c'è questo Sagittarius A, questo Sole nero. Da lì, pensate un po', nero, ombra, che produce un cambiamento verso la luce. Beh, quella roba lì ha esattamente il 21 dicembre del 2012, letteralmente sparato, se così vogliamo dire, per capirci, una quantità nemmeno calcolabile di raggi cosmici di un certo tipo, non entriamo nel merito, nei dettagli tecnici perché ci perdiamo, ok? Di informazione energetica che è partita e si è diffusa in tutta la nostra galassia, trasformando la struttura subatomica della materia, insieme al nostro DNA. Processo che è cominciato lì ed è irreversibile, non si può fermare. Torno a dire, cosa hanno cercato di fare in questi 3 anni? Dove volevano cercare di agire e perché? Perché sanno perfettamente quello che vi ho appena detto. Ma sanno anche che non si può in nessun modo fermare questo processo. La natura detta le regole, lei decide, non noi. E in natura sappiate che esiste un principio, una legge, chiara, semplice, fissa, è sempre uguale, che non si può cambiare, che consiste in 2 opzioni, che sono o vivi o muori. Punto. Avete osservato in questi 3 anni che questa cosa è successa? O vivi o muori. E perché è successa? Perché è la natura che ha spinto questo processo. Pensate che tutto quello a cui abbiamo assistito in questi 3 anni sia stato determinato dai governi, dagli stati, certo, nella parte finale, sì, nella parte esecutiva, sì, ma a monte chi ha fatto partire questo processo? La natura, che ha detto adesso si parte. Adesso sappiate che dovete rispettare solo la mia legge, o vivete o morite. Attenzione a cosa scegliete, perché questa volta decido io e si va. Bene, allora, immaginate quindi questa galassia che è una, nella quale siamo, una. Ne osserviamo tecnicamente già qualche miliardo, teoricamente ne calcoliamo anche di più, ma la nostra è una, tra l'altro non delle più grandi,
perché ha un'estensione, immaginate appunto una spirale, un diametro, una grandezza quindi, di 110.000 anni luce. Allora, cos'è un anno luce? 110.000 anni luce. Cos'è un anno luce? Un anno luce è una unità di misura che calcola la distanza che la luce percorre in un anno. Pensate che la luce viaggia a 300.000 chilometri al secondo. Ora, per andare, dove siamo qui? A Padova. Per andare da qui a Catania sono circa 1.000 chilometri, poco più di 1.000 chilometri, no? Forse saranno 1.200 chilometri. Va bene. Se ci andiamo in aereo, quanto ci mettiamo? Viaggiando a circa 700-800 velocità di crociera chilometri orari, ci mettiamo circa 2 orette, un'ora, no, ci mettiamo 1 ora e un quarto, 1 ora e 20. Bene, 1.000 chilometri. Se ci andiamo in macchina, in auto, considerando che magari ipoteticamente andiamo a 150 chilometri all'ora senza mai fermarci, non ci mettiamo 1 ora e un quarto, ce ne mettiamo quasi 10. Ok? Se ci andiamo a cavallo, pensate a cavallo, poi ci si ferma alla locanda, con la biada, con le cose, no? Si riparte, ok, ci si mette. Beh, se si va a piedi, sono sempre 1.000 chilometri, se si va a piedi, ok, 1.000 chilometri, beh, la luce in un secondo ne fa 300.000 in un secondo, fatto. Allora un anno luce, immaginate che è la distanza che percorre appunto la luce in un anno, noi dovremmo mettere insieme uno accanto all'altro tutti i secondi che ci sono in un anno. E già qui, allora, ogni secondo di ogni minuto, di ogni ora, di ogni giorno, di ogni mese che c'è in un anno, ogni secondo che c'è in un anno, per ognuno di quei secondi la luce ha fatto 300.000 chilometri. Immaginate cos'è un anno luce come distanza. Ci siete? Ecco, la nostra galassia, che è piccolina, è un bonbon, come si dice, ha un diametro di 110.000 anni luce. Se facessimo un modellino in scala della nostra galassia, un modellino in scala steso per terra, di 100 km, 110 km, immaginiamo, no? Ci siete? Un modellino di 110 km, per farlo in scala. Ok, benissimo. Il nostro sistema solare, dove siamo noi, sarebbe nel diametro di una monetina da 5 centesimi su 110 chilometri. In quella monetina da 5 centesimi ci sarebbe il nostro sistema solare in scala. Però poi bisogna entrare lì dentro e cercare questo posticino qui, insomma, no? Questo pianetino qui. Ok, ci siamo? Su 110 km. Bene. E poi trovato quel puntino, dentro lì ci siamo noi. C'è la von der Leyen, c'è il governo, c'è lo Stato, c'è... Cosa c'è? Il niente, il nulla, perché noi adesso dovremo regolare anche il sole nero. Ci dovremo studiare un decreto perché questo sole nero non è che può fare così. Ci siamo? E pensate che su quel niente, la panda della nonna cambia il clima. Ok? Ci siamo? Questa è la natura. Questa è la natura. Chi può qualcosa? Nessuno.
Nessuno, niente e nessuno. Quindi tutto questo discorsone per dire cosa? Non lo so sinceramente, però a qualcosa ci servirà. Per dire che dobbiamo stare tranquilli, perché c'è lei. C'è lei. Lei decide. Lei decide. Lei determina le regole, non noi. E non è cattiva la natura, lo dice il nome, si chiama anche, no? Madre natura, è amorevole, come dovrebbe essere ogni madre. Lasciamo stare che le madri umane alle volte, ma sono umane e quindi su questo magari cascano, ma lei no, lei è sempre amorevole. È amorevole al punto che ci dice o vivi o muori. E noi dirà, no, ma se è buona non dovrebbe dire o muori. No, invece, perché? Perché badate che sono due opzioni, non è una, due. Sono sempre due. E questo va bene perché? Perché se anche si muore, come dicevano gli egizi, benché si vada, poi si torna. E quindi, bene, abbiamo un'altra possibilità. Però la natura a un certo punto, se vede che noi non capiamo, non riusciamo a comprendere che lei decide e che noi possiamo abbandonarci e vivere la nostra vita nel piacere, nella piacevolezza, se vede che questa cosa non riusciamo a farla troppo a lungo, non è che lo fa subito, appena uno non lo fa arriva, no, aspetta, con calma, però se questa cosa proprio non entra, cosa fa la natura? Ci toglie dalle spese, via, non ti preoccupare, riparti, vediamo, al prossimo giro, cosa combini? Questo è meraviglioso, anche perché questo ci toglie dalla paura. Su cosa si fonda tutto questo sistema di controllo nel quale abbiamo vissuto finora e per poco ancora vivremo, se non sulla paura della morte? O no? È chiaro che la paura della morte è in fondo all'imbuto, in fondo, quindi sopra c'è tutta una serie di altre questioni, ma tutte a imbuto vanno a finire lì, la paura della morte. Ci siete su questo, sì? Siamo d'accordo? Per un motivo, per un altro, per quest'altro, perché ci sono un'infinità di motivi, ma la paura della morte, bene, non c'è la morte. Non esiste la morte. Esiste l'infarto, esiste che casco da un'impalcatura, esiste, ma non è la morte. È un momento e poi si riparte. E pensate, adesso io vi dico una cosa che potrebbe sembrare eccessiva, ma la dico lo stesso, perché mi piace. Noi abbiamo un tale potere, tutti individualmente, perché parliamo di potere individuale, attenzione. Non esiste un potere collettivo della massa, ovvero se ogni individuo riconosce e esercita il proprio potere individualmente, crea sicuramente una massa potente, chiaro, ma sono due cose diverse. Il nostro potere è talmente grande, pensate, che noi possiamo addirittura, e questo nessuno ve lo dice, decidere quanto vivere. Quanto volete vivere voi? Quanto vi aspettate di vivere? Beh, insomma, mi pare un po' eccessivo, poi diventa anche noioso. Ma qual è l'aspettativa media di vita, no? Che abbiamo noi? 70, 80, no? Sì. Sì, ecco, possiamo aggiungerci un buon secolo. Allora, pensate che stia dicendo una cosa eccessiva o che vi stia prendendo in giro? Assolutamente no. Voi sapete che la struttura dei geni è malleabile? Che possono essere informati con il suono della voce, con un pensiero, che è un'onda elettromagnetica. In realtà è una forza nucleare debole, ciò che si genera con il pensiero.
da un movimento del corpo? Il DNA non è una struttura fissa, è una struttura che esprime tutta la dinamica di tutte quelle che sono le particelle subatomiche, cioè la loro costante indeterminazione. Tutto ciò che esiste sul piano fisico macroscopico è prodotto da un insieme di particelle subatomiche dentro, diciamo, no? Come la matriosca. Avete presente che aprite, ce n'è una più piccola, una più piccola. Queste particelle, c'è un universo di particelle dentro le strutture della materia, però anche qui dovrei perdermi in un'altra faccenda, però c'è un universo di particelle, le quali compongono poi a livello macroscopico, cioè questo, quello che vediamo e tocchiamo. Bene. Ma tutte queste particelle, non a livello macroscopico, dentro, a livello micro, sono tutte indeterminate. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono e non ci sono contemporaneamente. E quando è che ci sono? Quando noi li osserviamo. Se no, aspettano di determinarsi grazie alla nostra osservazione. Pensate che un elettrone intorno al nucleo dell'atomo, per esempio un elettrone, prendiamo l'atomo di idrogeno che è più semplice, c'è un nucleo, protone, neutrone, e l'elettrone che ci gira intorno. Già questo vi fa capire, vi fa fare una analogia o no? Una cosa fissa e qualcosa che gli gira intorno. Ok? Bene. Ma non solo, l'elettrone gira anche su se stesso. Lo diceva prima lui, come nel grande, così nel piccolo. Non è difficile, sapete? E non è complicato, è semplice. La verità è semplice, non è complessa. Comunque, quell'elettrone, pensate che se noi andiamo a guardarlo, quell'atomo di idrogeno, andiamo a guardarlo, magari vediamo quell'elettrone che ci gira intorno, no? Fa quell'orbita intorno, e lo vediamo in un punto di quell'orbita mentre gira. Ci siete? Perché lo andiamo a guardare, oggi si può fare, lo andiamo a guardare e vediamo questo elettrone che è in un punto dell'orbita, no? D'accordo? Se noi non lo guardiamo però quell'atomo di idrogeno, il suo elettrone, se non lo guardiamo, è contemporaneamente in tutti i punti dell'orbita. Contemporaneamente, dappertutto. C'è e non c'è. È come se quando lo guardiamo quell'elettrone dicesse: ti vedo, mi vedi? Ok, ci sono. Quando non lo guardo è ovunque. Allora, torno al punto, il DNA è l'espressione più vicina allo stato macroscopico della materia che esprime questa dinamica. È una struttura elicoidale, sappiamo, va bene, la struttura che ha, ma è malleabile. Un pensiero, una parola, un suono informa il DNA. Io vi chiedo scusa perché su questo mi sono perso. Perché ho fatto questo discorso? No, c'era un motivo. Ah, ecco, bravo, bravissimo, grazie. Quindi, ecco, tornando al punto, quando dico che possiamo determinare quanto vivere, non sto dicendo così per passare la serata insieme, vi sto dicendo una cosa seria. Come? Avendo coscienza di come funzionano le cose. Questo è il segreto del potere. In cosa pensate che consista il potere? Nel togliere la conoscenza da un lato, creare uno stato di ignoranza nel senso che si ignorano le cose, non si conosce come funzionano le cose e quindi sulla base di questa ignoranza determinare la paura. Perché se io non so le cose, posso avere paura. Se le so, non ho paura. L'esempio tipico è quello di una stanza buia. Se io sono in una stanza buia, completamente buia, non so com'è fatta, non so quanto è grande, non so cosa c'è, non so nulla, buio, e sento un rumore dentro questa stanza, ma non so che cosa lo fa, ho paura,
perché potrebbe essere qualsiasi cosa. Se però si accende la luce, la stanza si illumina improvvisamente e vedo come è fatta, no? E capisco che quel rumore proveniva magari da uno stipite, da un qualcosa che, da una finestra, che ne so. Ma no, non ho più nessuna paura, giusto? Ecco, il principio è questo, sapete? Quindi, su cosa si lavora, su cosa lavorano questi qui quotidianamente? Sul togliere la conoscenza da un lato e creare paura attraverso l'ignoranza dall'altro, sempre. Il gioco è sempre lo stesso. Torno al punto, quindi il DNA può essere informato, potete decidere quanto vivere. Non esagerate, perché poi, dicevo, magari diventa noioso, però cominciate a esercitare questo potere. Guardate che non sto scherzando. Non possiamo procedere verso qualcosa di nuovo se non cominciamo a prendere coscienza anche di queste cose. Di questo stiamo parlando. Non pensiate che per arrivare a questa consapevolezza e a produrre questo effetto, questo è uno degli effetti, ci voglia chissà quale tempistica o preparazione. Basta cominciare ad osservare questo fatto. Ok, bene. Questo è un altro motivo per cui non c'è, secondo me, e ve lo ripeto, alcuna necessità di preoccuparsi. Piuttosto, lo ribadisco, occupiamoci, cominciamo a esercitare il nostro potere. Io vi ho fatto un esempio estremo, se volete, ok? Ma cominciamo a esercitarlo nella realtà, nel quotidiano. Come? Ribadisco, determinando le priorità. Noi siamo padroni. Chi pensate che sia padrone qui? Il diritto positivo? Il diritto internazionale? Certo serve, ci è utile, ma nel momento in cui lede, e lo sappiamo tutti che lo fa impunemente, lede la dignità e l'integrità personali, non è solo un diritto dire no, è un dovere. È un dovere? No. No. Perché sopra tutte queste questioni c'è sempre un solo diritto, che è quello della natura. Difatti si chiama diritto naturale. È sopra. Il diritto della natura, le leggi della natura sono ciò a cui noi dobbiamo fare riferimento per recuperare la nostra integrità e la nostra dignità di esseri umani. Questo non significa vivere, come dire, sopra le righe, pretendendo di essere migliori di qualcuno o volendo sovvertire l'ordine delle cose. No, perché? Non significa questo, significa, lo ripeto, decidere cosa mi serve, cosa mi fa bene e che cosa mi fa male. È chiara questa cosa? No, ma guarda che ti fa bene, te lo dico io che ti fa bene. Tu adesso devi fare questa cosa perché te lo ordino, perché ti fa bene, e se non la fai sei una brutta persona. No. Noi siamo padroni, lo ripeto. Voi non dovete venire qui, sedervi e ascoltare me o chi è al mio posto. Dovete cominciare a aver chiaro questo fatto, che siete padroni della vostra vita. Altrimenti a cosa serve venire qui? Facciamo una bella serata. A parte la musica che è sopra le righe, quindi va sempre bene, perché cura, perché trasforma. Ok, a parte questo, ma uno che parla qui e che vi... Se poi voi non capite questo fatto, a cosa serve? Secondo me, a niente. Però, poi vedete voi, perché abbiamo questa possibilità sempre di scegliere. Però attenzione, perché anche qui per scegliere dobbiamo essere consapevoli anche di un fatto, che dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che scegliamo. Questo è un problemino.
La natura prevede l'assunzione di responsabilità personale, individuale. I problemi nascono nel momento in cui noi vogliamo fare delle cose, dire delle cose, muoverci in un certo modo senza assumercene la responsabilità, perché lì casca l'asino, viene giù tutto. Lì diventiamo dei bambini capricciosi che battono i piedi, mentre siamo adulti. E le persone adulte, quando determinano le priorità, questo mi fa bene, questo mi fa male, si assumono la responsabilità della loro scelta. Questo è molto importante, perché il potere si esercita attraverso maggiore è il potere, maggiore è la responsabilità. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E siccome il nostro potere è in questo senso illimitato, la responsabilità deve essere sempre chiara e presente in tutte le nostre scelte. Noi non possiamo pretendere di opporci a un sistema restandoci dentro. Ne usciamo e ne assumiamo la responsabilità. Questa è la libertà, sapete? Il resto è fuffa. Quindi ne usciamo, prendiamo una posizione e ci assumiamo la responsabilità. In questo modo siamo liberi di fare e dire qualsiasi cosa, se ci assumiamo la responsabilità di ciò che facciamo e di ciò che diciamo. Bene. Io mi fermo, credo, perché non so perché, ma intuisco che sì. Giusto? Giusto. E quindi, cosa volete che vi dica? Non lo so, vedete voi. Ci siamo, ecco, chiudo. Ci siamo. Sappiate che ci siamo, quindi tarate bene i vostri pensieri, le vostre azioni e le vostre scelte, assumendovene la responsabilità. Sappiate che la natura sta sostenendo tutto questo processo con le sue leggi. Non se ne esce. Chiudo. Osservate con attenzione ciò che sta accadendo nel mondo, perché è il preludio veramente a un nuovo mondo. Non nei tempi che noi ci aspettiamo, ma nei suoi tempi. Posso dirvi però che questi suoi tempi, cioè i tempi della natura, sono ormai, ci siamo, ecco, ci siamo, 2024, 2025 siamo a regime, fuori da un regime. Ok? Ok. Vorrei introdurre Davide con delle note che in qualche maniera hanno creato, anzi no, hanno rafforzato un legame. Queste note sono poi diventate un brano dal titolo Deep Blue. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere Davide proprio nella fase del nostro trasferimento nell'isola e chiacchierando con lui ero curioso di sapere che cosa significasse l'apnea, che cosa significasse un'immersione, ma ho avuto la fortuna di sentire la versione di Davide. Probabilmente se chiedeste questa cosa ad ogni apneista, probabilmente si creerebbero degli insiemi dai quali uscirebbero interpretazioni e un sentire differente. Mi ricordo che Davide mi disse che quando una giornalista chiese a lui che cosa fosse per lui l'apnea, Davide le rispose: per me l'apnea è stare fuori dall'acqua. E così tanti aneddoti
e sarebbe bello e importante non dimenticarci tutti gli aneddoti, tutte le frasi capaci di muovere dentro di noi un click e andarli a riprendere, come quella frase che un anziano mi disse, che tutto quello che ci accade è per il nostro bene. E di nuovo, fino a quando una cosa è positiva, è facile. Quando poi ci accade un qualcosa di apparentemente brutto, che sia un trauma, una morte, un conflitto, un litigio, una frattura, una macchina che si ferma, lì già è più difficile interiorizzare e comprendere che anche quello, probabilmente perché Alessandro l'ha spiegato bene, c'è qualcosa che decide per noi, è per il nostro bene. E forse arriverà un momento in cui anche morire sarà per il nostro bene. Tornando a Davide, quando ovviamente da totale ignorante, il quale ancora sono, su diverse sfere, anche nell'apnea, siamo finiti nel mondo dei numeri, cioè quanto tempo, le banali domande, riesci a stare sott'acqua senza respirare, e lì si parla di tanti minuti, o quanto tempo impiega andare in assetto costante, significa senza ausili di pesi che lo tirano giù, ma unicamente con la sua forza fisica, mentale e forse qualcosa di più che dopo lui vi dirà. Andare ad una profondità all'incirca di 120-130, ma sapere esattamente qual è l'energia che gli serve per tornare su, e parliamo, non so se mi sbaglio, poi lui dirà meglio, intorno ai 3 minuti e mezzo, sotto sforzo, e credo senza sforzo, forse intorno ai 7 minuti, con un respiro, un'ispirazione. E da lì 7 minuti, credo che sia probabilmente una spiegazione tangibile di come ci sia molto altro che la prestazione fisica in sé, ci sia un qualcosa di impalpabile, di invisibile, con cui lui si connette e riesce ad andare e a vivere questa esperienza di immersione. E questo è auspicabile che accada anche a noi, in ogni istante. In un librino che lessi da adolescente, credo che il titolo fosse 101 storie zen, c'era a un certo punto un allievo che chiese al maestro, ma che cos'è la meditazione? E il maestro gli disse, è molto semplice, è pensare al cibo quando mangi, pensare alla corsa quando corri, dormire quando devi dormire, pensare sempre alla cosa che si sta facendo. E questo apre dei varchi e anche noi possiamo provare delle esperienze ultraterrene, ultrasensoriali, ultratemporali. E così Davide mi ha spiegato che prima dell'immersione, quindi in una discesa verticale, chiamiamola, c'è un momento fondamentale che è orizzontale. Lui si sdraia, fa una serie di respirazioni e ho cercato con queste note, con Deep Blue, di rappresentare questo percorso. E noi possiamo fare ora, approfittarne e fare questo gioco, essere tutti dei piccoli apneisti o piccole apneiste. E le note iniziali ci permettono di respirare, focalizzare che cosa andare a scovare giù nei nostri 120-130 metri, probabilmente in quell'ombra, perché giù credo che ci sia tanta ombra. E invece di prendere un cartellino con un numero, nel nostro caso prendere un qualcosa che vogliamo prendere, però avere la forza di non solo di prenderlo, ma riuscirlo a trattenere fino alla risalita, e magari grazie alla luce fuori dall'acqua vedere esattamente che cosa noi pensavamo fosse quella cosa lì, e da quel momento in poi scegliere di conviverci
e magari amarlo. Buona immersione con Deep Blue. Ecco, che siamo figli di una società razionale
La razionalità è l'espressione, diciamo, più maschile del nostro cervello. In questo momento di cambio è anche fondamentale proprio trovare degli equilibri e dare spazio anche all'energia femminile dentro ognuno di noi, e quindi mettere in equilibrio il nostro razionale con la nostra capacità di sentire e di creare, di fare queste cose. Quindi visto che viviamo anche già diciamo immersi in tante teorie, in tante parole, alle volte ci fa bene anche ascoltare un po' di silenzio. Quindi in questi 10 minuti che ho, io proporrei di fare, magari non tanto, però pochi minuti di silenzio, e di fare una piccola meditazione tutti insieme. La meditazione ci aiuta a prendere consapevolezza dei nostri pensieri ed è diciamo, uno dei strumenti più potenti anche per gestire le ansie e le paure in maniera molto pratica, e consiste semplicemente nel prendere consapevolezza. Le paure nascono dalla poca consapevolezza, da non conoscere qualche cosa. Nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza di qualche cosa, portiamo luce e le paure pian pianino svaniscono. E per far questo tante volte basta solo respirare, anche se poi vado in apnea, però comunque respiro pure, respirare, rallentare, anche respirare lentamente, e l'apnea alla fine per me è lo spazio fra, non è trattenere il respiro, ma un espandere il respiro, espandere il tempo fra un respiro e quello successivo. Come l'inverno per un albero è un momento di riposo dove cade l'ultima foglia, l'albero smette di respirare e poi in primavera rinizia pian pianino. Quindi cercate, se riuscite, di mettervi un po' dritti con la schiena, sentendo, proprio facendo un piccolo lavoro di presa di consapevolezza anche del nostro corpo. Quindi sentire il peso del nostro corpo sul sedere, e sugli ischi che si scarica a terra, cercare di tenere la schiena come se volessimo mettere le vertebre come dei mattoncini in equilibrio una sull'altra, sentendoci tirati dal centro della testa verso l'alto, sentendo il respiro che passa per le narici, per la fronte, come se volessimo sentire un profumo di un fiore, e sentendo questo respiro che scende dentro di noi fino anche alla pancia, l'energia che respiriamo, che va in circolo nel sistema nervoso e arriva in tutto il nostro corpo, non si ferma solo nei polmoni, arriva anche nella pancia, nel perineo, nelle gambe, in tutti i chakra. Quindi portiamo l'attenzione a queste cose. E poi adesso sto un attimo in silenzio e ascoltiamo le nostre sensazioni, facciamo spazio, ci sentiamo liberi. Adesso mi dispiace interrompervi nella vostra meditazione, però potete continuare poi a casa domani mattina, domani prima di pranzo, domani sera prima di cena. Di solito prima di mangiare è più facile entrare in uno stato meditativo, la testa è più calma, durante la digestione poi tutto accelera un po', anche la testa. E dico due cose perché fra poco mi sa che Rosanna mi caccia. Fammi segno quando finisce il tempo.
sì, 2 o 3 piccole cose pratiche, appunto, anche un po' sulla paura, perché logicamente andare in profondità fa paura, non è che io non c'ho paura, e anzi da bambino avevo il terrore del mare e quello probabilmente mi ha proprio creato questa voglia di andare a esplorare, di scoprire, no? Per liberarmi delle mie paure. E poco a poco, prima mettendo un piede in acqua, e ho visto che non mi ammazzava, poi mettendo fino al ginocchio, poi entrando dentro, poi mettendo la maschera, passo a passo sono arrivato a 130 metri, ma è un lavoro di pazienza, di tempo, di gradualità. Liberarsi dalle proprie paure richiede pazienza, lavoro, perseveranza e crederci, fiducia, preghiera e tante cose. E quindi andare per gradi e scoprire dentro di noi sia la nostra parte animale, quindi primo chakra, muscoli, corpo, materia, istinti animali, mangiare, dormire, fare l'amore, tutte le cose che fanno gli animali e che facciamo anche noi che siamo animali. E perché dico mettersi in contatto con la propria parte animale? Perché come animali abbiamo un istinto che alle volte in una vita un po' magari sconnessa dalla natura un po' si perde, che è l'istinto di sopravvivenza. E l'istinto di sopravvivenza lo possiamo risvegliare di nuovo andando proprio a respirare nel perineo, cioè ritornando in contatto con la nostra parte più animale, che è proprio il primo chakra. E l'istinto di sopravvivenza ci permette di percepire i pericoli, di sentire tramite sensazioni nel corpo quando qualcosa ci fa bene o qualcosa ci fa male, anche senza leggere un'etichetta. Un gatto annusa e sa se è buono da mangiare oppure no. E lo possiamo sapere anche noi, se rialleniamo e risvegliamo le nostre sensibilità animali. E quando sappiamo di poter contare sull'istinto di sopravvivenza, questo ci dà più serenità nel vivere, non stiamo lì con la paranoia, no? Perché sappiamo che qualcosa sentiamo, qualcosa percepiamo. E oltre a questa parte animale, anche connettersi con la propria parte spirituale, che è all'opposto, alla sommità del capo, no? Questo anche ci permette di diminuire le paure, perché sappiamo che c'è una parte di noi che è immortale, per quanto possiamo essere longevi o no. Quando arriverà sorella morte sappiamo che, come dice Alessandro, che è un momento che passa, e perché se pensiamo positivo e crediamo nelle infinite possibilità e cerchiamo magari tra queste infinite possibilità vedere quelle belle, quelle dei nostri sogni, e ci crediamo, abbiamo fede in questo e vibriamo per questo, poi tutto alla fine va come deve andare. E quindi per me anche, che mi è sempre piaciuta l'agricoltura, ho studiato agraria nonostante che appunto sono appassionato di mare, i miei nonni erano agricoltori, e spesso faccio anche l'esempio dell'albero, perché ad esempio io fin da ragazzino, un po' per l'apnea, ma un po' per forse il fatto che sono di Torino, e a Torino c'è comunque anche un po' questa cosa della spiritualità, dell'esoterismo, dell'interesse per le cose un po' mistiche. Ho sempre sentito questa attrazione per studiare il yoga, non yoga, tante cose diverse, cercare di
di essere più spirituale. Poi vabbè, ho fatto le scuole medie salesiani, quindi tante cose, e a un certo punto della mia vita mi sono accorto che ero molto concentrato sui rami, no? Però avevo un po' perso di vista le radici e mi sentivo barcollare, e ho capito che invece la terra, la madre, no? Perché spesso si pensa a spiritualità, il cielo, il padre, ho capito che senza delle radici profonde e senza quella stabilità non potevo continuare a crescere verso l'alto, perché sarei caduto per terra. E quindi ho capito di quanto sia importante l'equilibrio, come diceva Matteo, così in alto, così in basso, il maschile e il femminile, l'energia della madre terra e l'energia del padre cielo, e l'equilibrio tra tutto questo, dell'accettazione profonda della nostra parte animale, che sono le nostre basi, le nostre radici, la nostra famiglia, quello da cui deriviamo, e questa accettazione profonda del nostro essere animali ci permette di nutrire i nostri rami per andare verso la luce e diventare anche più spirituali. E credo che è finito il tempo. Un'ultima cosa, per me un tuffo in apnea è una meditazione dove un po' scendendo si muore e salendo si rinasce, ed è un po' un allenamento proprio a morire e rinascere, e alla fine forse un po' si impara a digerire anche questa emozione, no? Un po' del perdersi, dell'andare nel buio per poi tornare alla luce, e così, e giocare in questo modo. Niente, buona vita a tutti. Meditate il più possibile, perché sempre aiuta, anche mentre camminate, anche mentre fate qualche cosa, mentre lavorate, potete entrare in uno stato più meditativo, più di calma mentale, più di presenza, anche come dice appunto Matteo, qualsiasi cosa faccio sto nel qui e ora, concentrato su quello che faccio. Questi sono tutti modi per aiutare questo cambiamento, no? Cambiare un po' le energie. E un'ultima cosa che mi era venuta in mente prima, Rosanna, ancora un 30 secondi, che anche è un'altra cosa che vi farà ridere e sembra quasi una provocazione, però non lo è. Fate bene la cacca. Molto spesso si pensa che siamo tanto intellettuali, leggiamo tanti libri, sappiamo tutto di tutti. Fate bene la cacca. Perché? Perché la salute dell'intestino, e se mangiamo bene, fibre, ci alimentiamo di cose naturali, facciamo bene la cacca, il microbioma e l'intestino, che è il nostro secondo cervello, è fortemente connesso alla nostra testa. Molte paure nascono da un malessere intestinale. Quando siamo pieni di cacca, abbiamo molta cacca anche qua dentro. Quando stiamo sani a livello intestinale, anche qua dentro siamo sani e c'è luce e i pensieri sono più positivi, e le paranoie, le paure pian pianino anche svaniscono, anche in base a come ci alimentiamo, all'attività fisica che facciamo, che siamo animali e dobbiamo mantenere il movimento per aiutare anche la cacca a scendere bene, e così. Buona serata a tutti. Come ha detto Alessandro, da tanti anni c'è sempre stato questo tentativo di oscurare la conoscenza, nascondercela un po' e cercare sempre di renderci sempre di più ignoranti, no? E questa cosa credo che hanno contribuito molto le traduzioni. E anche quando ci avviciniamo a testi sacri, e non solo, bisogna sempre vedere chi l'ha tradotto, quando è stato tradotto, perché è stato tradotto così.
Il Padre Nostro, che ora eseguirò musicalmente, Elisa canterà in aramaico, è proprio un esempio tangibile di come la deformazione, la trasformazione, la manipolazione è stata fatta fin da lì. E in aramaico, Padre nostro che sei nei cieli, non è propriamente così, perché la parola cieli è ovunque. E qui si ritorna a quella cosa che non sapevo, delle cose che girano e sono in un punto solo nel momento in cui noi vogliamo vederle. E allora cade tanta la gerarchia, la paura dell'inferno, ed è bello come tutto poi sia collegato, anche le cose dette e suonate. Il Padre Nostro è un settenario e ogni settimo di quella preghiera contiene un codice, un significato che sta a noi scoprirlo. È molto semplice scoprire come in cielo così in terra, è più difficile quando si parla di debiti, rimettiamo quelle cose lì perché è tutto stato distorto. Alessandro vi ha invitato a ricercare e io vi invito a vostra volta, se volete scoprire il vero significato del Padre Nostro. Il percorso è abbastanza lungo, un po' come la Divina Commedia o tutte quelle opere scritte a più livelli che in base alle nostre conoscenze arrivano oppure no.
Thank you.
so che Cronos esiste e quindi, visto che rinuncerò alla danza delle tre memorie, la Rosanna comunica non solo con le parole e quando ti guarda così. Faccio la danza. Ti chiamo per l'ultimo? Sì. Ok. Allora, la danza delle tre memorie è il brano che omaggia tutti i nostri antenati, ma soprattutto quelli sconosciuti, di cui non sappiamo nulla. Se scaviamo nel tempo, ognuno di noi arriverà a un nulla, a un niente, ma la consapevolezza che ognuno di noi è qui stasera grazie a degli sconosciuti. Siete liberi di portare qui tutti i vostri antenati conosciuti, magari a fianco vostro, seduti, o dove volete, anche dentro di voi, dove vivono adesso. Ma un invito è a chiamare anche quelli che non conosciamo e alla magia di ciò che non sappiamo e probabilmente di fatto siamo tutti parenti. A tutti voi la danza delle tre memorie.
please the Lord, but do you really care for music? Do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major league. The baffled king composing hallelujah, 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 all I needed faith, and you needed blues. You saw her bathing on a moon, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you on her kitchen tag, and she broke your throat, and she cut your hand, and from your lips she drew the Well, baby, I've been here before, and I've seen this room and I'm on this floor. I used to be alone before I knew you. I've seen your flag on the mobile art, and love is not a victory march. It's a broken, it's a gone. Hallelujah.
Grazie infinite a tutti. Grazie Matteo, grazie Elisa, grazie Alessandro, grazie a tutti, dai. Allora, io volevo fare anche pubblicità per un altro evento che si terrà domenica 17, sempre qui a Noventa Padovana, all'Auditorium. E il titolo dell'evento è Dante e i fedeli d'amore. Dante era collegato ai Cavalieri Templari. La vita nova rappresenta la sua iniziazione. I Cavalieri Templari erano coloro che detenevano il segreto del sangue del Cristo e della coppa del Graal che lo conteneva. Per i Templari il sangue che scorreva in loro non era il loro sangue, ma quello del Cristo. Oggi i Cavalieri del Tempio sono tornati per difendere il sangue degli uomini, sangue che è il veicolo dell'io spirituale. Essi non difendono più il Tempio di Gerusalemme, ma il Tempio umano. Non percorrono più foreste intricate, ma percorrono i sentieri interiori del pensiero, oggi reso schiavo dal potere ipnotico di un'informazione che serve la disumana alleanza contro la libertà e la fraternità umana. In questo tempo molti templari del passato si sono incarnati per fare in modo che il mistero del Golgota possa divenire sempre più vivente comprensione di ciò che scorre nella realtà del nostro essere. Il loro martirio ha rafforzato il loro spirito e come una catena di luce e amore essi irradiano la volontà buona e la libertà nel ricordo della divinità che si manifesta in ognuno di noi. Il mistero dell'io umano superiore era stato conservato nel Graal, era unito al Graal e nel Graal vive l'io che è connesso con ciò che è eterno e immortale. Il mistero vivente del Graal è l'uomo stesso, la coppa è il suo cuore illuminato dalla luce del Logos o pensiero vivente. Nella nostra epoca di rivelazione ci saremmo dovuto confrontare con il male ed è per quello che stiamo facendo affinché si realizzi un bene più grande. Chi in questo periodo ha difeso il suo sangue e il suo cuore dall'attacco sferrato negli ultimi 3 anni, si può dire che abbia reso vivente in se stesso la forza dei Templari, ed è un Templare egli stesso, poiché sarà l'umanità risvegliata a creare una nuova terra e un nuovo cielo. Io vi aspetto domenica. Ve lo chiedo con tutto il mio cuore, perché Dante è così. Molte persone si stanno stupendo del fatto perché su Dante. Perché Dante? Alcuni hanno avuto come dei respingimenti, perché possiamo dire che Dante, per come è stato proposto nelle scuole, crea notevoli problemi. Ma non viene detto in realtà che Dante era collegato a questo movimento molto importante, che sono i fedeli d'amore, che a sua volta erano collegati alla tradizione dei Templari, e quindi si parlerà dei Templari, dell'importanza dei Templari. Qui ne abbiamo uno, dov'è? Uno eccezionale, il nostro Alessandro. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti. Grazie ancora. Io posso chiamare qui un attimo Davide, Alessandro, Rosanna, venite qui un secondo per favore, perché quando una cosa è condivisa è molto più potente.